Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura lo sbarco di una bimba di 4 anni giunta da sola su un barcone a Lampedusa. I genitori della piccola sono rimasti bloccati sulla spiaggia tunisina da cui è partita l'imbarcazione. A lanciare l'allarme è un deputato tunisino che al momento si trova in Italia, dove lavora con l'associazione Save the Children. Il team della Onlus a Lampedusa, in base a quanto affermato dalla portavoce Giovanna Di Benedetto, ha immediatamente garantito l'assistenza e il supporto alla bambina, accogliendo, ascoltando e rispondendo ai suoi bisogni e segnalando prontamente il caso alle autorità competenti. La piccola sarebbe già stata trasferita dall'isola in una comunità protetta. Passiamo ai dati relativi al Covid in Sicilia. Stando al bollettino giornaliero diramato dal Ministero della Salute, nell'isola rispetto a ieri si registra un incremento di 1.505 attuali positivi per un totale di 19.738 casi. I nuovi positivi sono in totale 2.071, 2 i decessi, 564 i guariti. Per quanto riguarda i contagi per singole province, Palermo in testa con 513 nuovi casi, seguita da Catania con 427 e da Messina con 362. Ora lo sport, con il match fra Paternò e Catania che si giocherà a porte chiuse in campo neutro. A stabilirlo il giudice sportivo che ha squalificato il campo Falcone e Borsellino per una giornata, infliggendo al Paternò anche una multa di 3.500 euro a causa di gravi intemperanze dei tifosi. Durante il primo tempo della partita con il Licate, infatti, i tifosi paternesi hanno lanciato una bottiglia piena di acqua che ha colpito in pieno volto un calciatore della squadra ospite, rimasto a terra per qualche minuto. Il provvedimento è stato preso nonostante i numerosi biglietti già venduti anche ai rossazzurri. Il Paternò ha comunicato che tutti i biglietti già acquistati verranno rimborsati. Chiudiamo con il meteo. Prosegue il bel tempo in Sicilia. Nella giornata di domani infatti si prevede una giornata soleggiata con cielo sereno in gran parte dell'isola, lievi annuvolamenti nella zona settentrionale della regione. Non sono previste precipitazioni e non si segnalano fenomeni particolarmente rilevanti per quanto riguarda mari e venti. Le temperature si manterranno stabili con Catania, Siracusa e Agrigento, città più calde, con massime che toccheranno i 26 gradi. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.